Sono 27 anni che facciamo la benedizione delle moto. Col rombo dei motori fare un saluto a tutta la comunità di Merendore, vi sarei grato. Allora adesso diciamo la preghiera. Preghiera del motociclista. Signore, concedimi una mano ferma e un occhio vigile al fine di non ferire nessuno al mio passaggio. Signore, tu ci hai donato la vita, ti prego, fa che nessuna imprudenza da parte mia, nostra, sia volta a distruggere o danneggiare questo bene prezioso. Proteggi, oh mio Dio, quelli che mi accompagnano da tutte le calamità, dall'incidente, dal fuoco inesorabile. Insegnami a utilizzare la mia moto per il bene del prossimo e che nell'amore inebriante della velocità io non disprezzi la bellezza incantatrice della natura che tu ci hai dato, che tu ci hai creato. Allora, con gioia, proseguirò il mio cammino. Amen. Adesso, parroco dirà 2 parole e anche la benedizione del moto. Grazie mille, arrivederci e l'anno prossimo. Di per sé le 2 parole di cosa ditemi? No, a posto? Ecco, ricordavo prima in chiesa, non so se l'avete sentito anche fuori, io sono partito da Castelgoberto con gli su di messa alle 4 e ho trovato un tri che era lì al bar che beveva e ho l'appuntamento, bene, se vedremo dopo. Ecco, e ho immaginato che questo vostro venire qua è come la gente che ha accompagnato Gesù nel suo ingresso a Gerusalemme. Gesù è entrato con l'asino, l'altro invece con i cavalli e le moto. Va bene. Bene, preghiamo. O Dio onnipotente, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, fa che i conducenti di questi veicoli, nei vari percorsi di lavoro e di svago, operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti e avvertano accanto a sé la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore. Bene, e auguri.